Pareggiamo 0-0 con l'Udinese e voglio partire, prima di tutto ragazzi, a forse quella che è stata proprio l'argomento d'oggetto di tutta la settimana, Boris Radunovic. Eh sì, perché il 78esimo di Cagliari-Udinese stiamo facendo una buona partita. Radunovic non è stato non è stato impegnato tantissimo in questa partita. È il 78esimo minuto e l'Udinese ha una palla clamorosa con Toven. Radunovic si immola e fa una parata straordinaria a togliere quello che sarebbe stato il possibile vantaggio dell'Udinese. In quella parata c'è tutta una preoccupazione, c'è tutta la lamentela dei tifosi che avevano beccato costantemente Boris per quell'errore di Bologna. E Radunovic si vede proprio, dopo che fa la parata, si vede proprio uno sguardo da guerriero e una standing ovation tutto lo stadio a dire: io ci sono ancora. Grande Boris, fa una grandissima parata e probabilmente ci salva. Per il resto ragazzi, un grandissimo Cagliari, facciamo una grande partita. 3 occasioni clamorose di De Jora, la palla che non vuole entrare, un palo di Zito Luvumbo, forse il più pericoloso di noi, specialmente nel primo tempo. Non riusciamo a trovare il gol del vantaggio e la pareggiamo 0-0. Devo essere sincero ragazzi, un ottimo Cagliari, abbiamo giocato davvero una grande partita. Finalmente Shomurodov entra in campo e anche lui si mostra per quello che è, inizia a migliorare. Shomurodov ha giocato bene, ma c'erano tanti nazionali che non erano partiti benissimo, ovvero Nandez che è partito dalla panchina, Sulemana non ha giocato. Però ragazzi, chi è entrato in campo, lo stesso l'esordio di Azidiakos, un grandissimo Vietesca. Ragazzi, oggi hanno giocato tutti bene, è mancato solo quel pizzico di fortuna per trovare il vantaggio ragazzi. Ma io onestamente sono ottimista, bisogna continuare così. Si poteva vincere oggi, sì, con quel pizzico di fortuna in più. 0-0 con l'Udinese, aspettando il miglior Lapadula ragazzi. Sicuramente un Cagliari in crescita, un Cagliari che può far bene e può migliorare ancora. Amici Rossoblu, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mettete un like al video e non dimenticatevi di seguirmi. E sempre Forza Cagliari!